Presidente, in una giusta competizione, l'altra sera a Vicenza il Presidente degli Artigiani Bonomo diceva che la cosa migliore dal suo punto di vista sarebbe quella di fare un fronte comune Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per ottenere appunto quanto previsto dall'articolo 116. Lei pensa che sia possibile poi ricomporre un tavolo con le 3 regioni più importanti d'Italia nei confronti del governo, o è giusto che ognuno vada ormai per la strada che ha avviato? No, guardi, io penso che sia assolutamente tutto praticabile e tutto possibile. Peraltro potrei anche dire che io la vedo che l'operazione che sta facendo l'Emilia Romagna, sulla quale ancora non sappiamo nulla, abbiamo un blocco di marmo con un lenzuolo sopra, non capiamo se sotto c'è la Pietà di Michelangelo o c'è qualcuno che ha dato un po' di martellate al marmo e basta. Staremo di capire che statua ne esce, ma comunque è sempre funzionale il nostro lavoro. Quando Mr. Toyota visitò la Ford, disse alla fine della visita si può fare di meglio, e fece la Toyota. E dico che poi ogni regione ha le sue peculiarità. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che tutte le regioni italiane si sedono attorno a un tavolo all'italiana e tutte trattano, ognuno ha le sue richieste e ognuno ha anche le sue peculiarità amministrative, il che non vuol dire che non si debba fare un percorso assieme. Posso chiedere una